Bocca al lupo per tutto. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci a tutti. Livelli oceanelli veramente. Ciao. Senza viste, tanto preliminarmente, l'espulsione più per quel che ha fatto che per quel che ha detto? Non lo so, poi succede, non conta, l'importante che ci siano i giocatori che non si facciano buttare fuori loro. Io non ho incitato, ho detto qualcosa così, come succede. Però queste categorie sono talmente fiscali, talmente non ci si può muovere un secondo, siamo restati alimentari. Lasciamo stare. Senta mister, quando Sci è andato dalla parte del pubblico, dopo l'espulsione dalla parte del pubblico che l'ha accolta tra gli applausi, si sente comunque legato a questo tipo, insomma, a questa società, nonostante le ultime 3 giornate, 4 giornate non siano arrivate le vittorie? Si sa che il pubblico, soprattutto se si tratta di una squadra come il Siena, vorrebbe sempre vincere, quindi c'è attaccamento alla squadra. Il pubblico di Siena sta dimostrando, e questo io che porto avanti certi discorsi, sono attaccato per forza, perché un pubblico, io me lo ricordo così a Lucca negli anni '80, non ho mai visto un pubblico con donne, bambini, educato, composito, sempre attaccato alla squadra, quindi per forza di cose sono attaccato, perché questo è il calcio che ho sempre predicato, è l'ambiente che ho sempre sognato di vedere in ogni stadio, e Siena sta dimostrando. È una società che ha fatto A e B e vengono, non so quanti erano oggi, ma vengono con famiglie intere come succedeva negli anni '80, quindi quello era il mio calcio, quindi io faccio a essere attaccato al pubblico così, mi sembra doveroso e mi dispiace. Io ho detto ai ragazzi che se perdevamo questa partita stanotte mi sarei impiccato, perché perdere una partita del genere era veramente assurdo, per come ci siamo impegnati, per quello che abbiamo dato, per come ci siamo proposti, non so, io le azioni non me le ricordo nemmeno più, quante volte abbiamo messo un uomo davanti al portiere, e quindi, però la strada è questa, è solo questa. Oggi non è un punto, 2 punti persi come dicono gli allenatori, per me è una prestazione guadagnata che dà forza alla squadra, perché quando la squadra si renderà conto veramente della sua forza, della sua e tira fuori un briciolo di personalità ancora, noi allora molto probabilmente questo campionato possiamo vincerlo anche con, non dico con facilità, però lo possiamo vincere abbastanza bene. È un girone duro questo, mister, con quale squadre pensa di avere a che fare di più, insomma, quale preoccupa di più? Non mi interessa, io guardo la crescita della mia squadra, non mi preoccupo degli altri, vedo che la mia squadra cresce a dismisura, che oggi è la prima partita vera, importante, lasciamo stare la famiglia, abbiamo fatto 6 gol. Oggi è la prima partita importante contro una squadra che fino all'anno scorso ha lottato contro la Pistoiese fino alla fine, ed è una squadra che è partita su quelle basi. Noi invece, oltre a essere partiti in ritardo, abbiamo cambiato, stravolto tutto, non c'era nessuno si conosceva, a parte quei giocatori che ho portato io al mio staff, però non c'era nessuno, e quindi il ritardo non è solo fisico, è anche di conoscenze, di cose, quindi giocare intorno a una squadra che l'anno scorso è stata per larghi tratti la rivelazione del campionato, e ha lottato contro di noi per vincere il campionato, quindi dico, ora sarà partita male, ma è una squadra attrezzatissima, perché oltre a quelli che giocavano c'era fuori Zuppardo, c'era fuori Rebecchini, cioè giocatori in questa categoria sono giocatori di altissimo livello, non di livello, di altissimo livello, e quindi significa che quello che abbiamo dimostrato oggi non è che ci sono tante squadre come Venezia sul piano dell'organico, e quindi poi, come ha detto giustamente il mio collega, noi su un campo che non sto parlando, su un campo che non Coppi, ti veniva il doppio. Su un campo che non
siamo abituati, però l'abbiamo interpretata bene, nonostante quello. Senta, visto indubbiamente una gara che il Siena ha ampiamente condotto, dominato, effettivamente il rischio concreto di tornare a casa senza nemmeno un punto c'è stato. Cioè, dov'è che dobbiamo, nella convinzione, nella maida, cioè, anche nella qualità? Io dico una cosa, perché dopo è facile parlare di calcio, sciacquarsi la bocca a tutti quanti, dire il calcio è fatto di episodi, però gli episodi sono portati da quello che tu crei e quello che tu fai. Io dico che se noi non alleniamo partite così, io voglio allenare così, partite così, oggi potevamo anche perderla. Importante che il risultato non ci condizioni. E noi continuiamo a giocare così, alle lunghe poi io dico che se giochiamo così le partite ne perdiamo poche, anzi ne vinciamo tante. E quindi capisco che è meglio commentare una vittoria, però noi abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo prodotto un buon calcio, i giocatori hanno dato il massimo fino alla fine, alla fine abbiamo pareggiato e abbiamo provato a vincerla ancora, nonostante quello che abbiamo preso mancava poco, non ci siamo per niente persi danni, ma abbiamo continuato a offendere, quindi questa secondo me è la strada giusta, è la strada che dobbiamo percorrere, dobbiamo essere tutti orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo, secondo me. Senta, da un punto di vista tattico, soprattutto nel primo tempo, a parte il gioco, quando è entrato Santoni, ha posto le titone sulla sinistra e faceva la tema un Baruti, secondo me è stato il merito di tutti, però sulla destra, ecco, Minicleri mi è parso che non si è giocato molto sulla destra, soprattutto nel primo tempo. Ma tutto questo è stato l'anno scorso molte volte con me Minichelli giocava da quella parte, a piede invertito, ma soprattutto per favorire Mario, per dargli a lui la posizione più congeniale, perché dall'altra parte lui trovandosi sul destro va sempre a cercare di portare troppo palla, invece da quest'altra parte rientrando trova la giocata, quindi è un adeguamento che abbiamo fatto. Credo che è stato anche fruttuoso perché abbiamo creato abbastanza, quindi hanno partecipato tutti e due nella creazione del gioco, anche se poi le cose meglio le abbiamo fatte quando siamo passati a giocare con 4 attaccanti, abbiamo espresso ancora più forza, e questa è una strada che noi in allenamento percorriamo spesso, quando abbiamo l'occasione la ricorderemo. Mi scusi, scuso la voce, ma no, sono influenzato. Lei faceva riferimento di Consorpato che verso il quale sono arrivate alcune richieste per farlo per portarlo di Siena. Anzi, c'è ancora qualche emittente di Siena che dice che alla prossima riapertura delle liste Zuppardo verrà a Siena. Al di là di queste cose, non è un caso che anche lei faccia riferimento a Zuppardo, cioè a un uomo d'area che è capace di finalizzare e di punire il minimo errore degli avversari. Non è un uomo delle caratteristiche di Zuppardo quello che di fatto gli voleva anche il castigatore di quell'area? Io su questo ne abbiamo già parlato ieri, non voglio ritornarci sopra, però lei non sta lì e quindi lo ripeto, questa è una squadra che ancora si deve conoscere, dobbiamo ancora sistemare le quote, dobbiamo ancora vedere dove posizionarle meglio, perché è una squadra che gioca con un ragazzino in mezzo al campo, mi piace giocare due centrocampisti di spessore nel mezzo, quindi tutto in via di costruzione. Logicamente, come abbiamo detto, davanti a un pubblico così, se noi troveremo da qui a dicembre un modo di rafforzarci, sicuramente lo faremo, perché qualsiasi cosa che si coglie dobbiamo cogliere anche noi, l'abbiamo colta anche noi, però nonostante questo io quello che guardo è la produzione delle azioni da gol, noi ne abbiamo prodotte un'infinità. Io non so quante squadre qui sono venute, anche quelle che hanno vinto, non credo che hanno proprio. No, ma anche riferendomi, questa non è solamente a oggi, è anche alla partita per esempio del Giugonzi. Sì, ma indubbiamente per ora quando la squadra fa tanto
volume di gioco, quando una squadra si presenta 7 volte, oggi credo 6-7 volte davanti al soprattutto il portiere, logicamente una punta dell'iceberg che viene da chiedersi se ci fosse là uno metterebbe dentro. Poi io a questo ho ribadito che l'anno scorso per esempio uno con le caratteristiche di Zuppardo non ce l'avevo, avevo Bigoni che è un centrocampista avanzato che ha fatto 25 gol lo stesso, Toledo non ha queste caratteristiche, De Angelis è l'unico che l'aveva un tantino però non ha mai giocato, ha giocato pochissimo. Giudizio sulla prestazione di Chisone oggi è stato veramente Mario è un giocatore in questa categoria, io dico sempre a lui che non ho la doppia cifra in alto, credo che se affina alcune cose, se gioca più con i compagni, io non mi vergogno di dirlo, tanto mi lo sto dicendo anche qua, se gioca un tantino più con i compagni come ha fatto oggi, aumenta il tasso qualitativo della squadra e naturalmente di se stesso, perché più la squadra gioca bene, più la squadra trova spunti in velocità e lui sfrutta al massimo le sue caratteristiche. Posto? Grazie.